Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Siamo in mezzo al Coglio, non so precisamente dove, ma so che andiamo direzione Castelmonte. Noi andiamo a Castelmonte sempre quando ci sono giornate uggiose. Il Coglio è bello lo stesso, ma a noi piace Castelmonte solo se la giornata è uggiosa. Vado. Vado? Vada. Vadi. Seguiamo per Cialla. FG Italia. Eh sì, me la ricordavo così. Siamo arrivati su da Cialla, anche se c'è l'indicazione strada chiusa, è strada chiusa per le macchine, si può venire su con la bici. Qua siamo usciti in fianco all'osteria Mezzomonte, dove ci siamo fermati a pranzare io e Dino l'ultima volta che siamo venuti qui a Castelmonte. Ricominciamo la salita. Chissà cosa c'è qua su. Here we are. Bello. Chiacchierato poco durante la salita, sia per la salita stessa, ma soprattutto perché arrivato in cima volevo fare questo. No, è Monda. È Monda.
Immonda. battuta, deve star col poliziotto mega. Bene, bene. Rientriamo e basta. Frego da tutto col poliziotto prima. Dai. Stiamo rientrando da San Leonardo. A giudicare dal mio fiato fa freddo. Forse rientriamo da Stregna. E invece no, abbiamo deciso di continuare per San Leonardo. Andiamo giù più velocemente. Ridente borgo di Janik o Janic o Janik alla tedesca, boh, non lo so. Ciao. Bello. Ciao. Tornanti, signore e signori, tornanti. Gentilissime le signore di questo paesino, San Leonardo appunto. Ci siamo fermati a una fontana per fare acqua, stavano pulendo con l'idropulitrice tutta la fontana e ci hanno lasciato appunto fare acqua. Molto gentili, ci hanno chiesto anche dove siamo, molto molto cordiali. Bello, queste sono le cose che mi piacciono quando vado in bici. Continuiamo il rientro verso casa. Morale alle stelle. Le pecore a Cemur, nome che non ho mai sentito. Direzione Cividale, poi gireremo per un classico rientro verso Cormons. Subito fuori da Cividale, di rientro verso casa, durante una mini sostina per bisogni fisiologici, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, tanto qua è tutto rientro lungo la strada senza niente di interessante da vedere, quindi iscrivetevi, lasciate un commento se volete chiedere qualcosa, un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!